Sono qua perché l'idea di partenza era parlare del diritto alla riparazione. In realtà, poi, mentre preparavo questa chiacchierata, questa discussione di oggi, mi è venuto in mente che stavamo proprio discutendo del fatto che forse andrei un po' oltre. Quindi facciamo così, riassumiamo quello che si è detto oggi, proviamo a capire il punto della situazione e cosa ci si aspetta e come i calzolai 2.0 dovrebbero, usando la sostenibilità come leva, differenziarsi e vendere di più, vendere meglio e con più profitto. Allora, cosa si è detto oggi? Si è detto che le sneakers, il boom delle sneakers ha un po' rovinato il settore. Sono fatte per non essere riparate. C'è questo fenomeno del fast fashion che è un po' la pestilenza del settore, che chi produce e chi ripara spesso non si parlano o si parlavano poco in passato e che i calzolai hanno una remunerazione, si è sentito in un paio di occasioni, che dipende forse dal fatto che mettendoci una componente di lavoro manuale elevata, per riparare una scarpa che non è fatta per essere riparata ci vuole troppo tempo, uso la parola troppo perché poi diventa antieconomico per il cliente. Questo è il concetto. Se ci pensiamo però un attimo, molti di questi elementi sono colpa nostra, siamo consumatori. Alzi la mano chi non compra un prodotto del fast fashion, costa poco. E poi mi direte, ma io le scarpe so, sì è vero, ma la camicia, la maglietta, quanti di voi hanno un divano fatto da qualche di quelle aziende famose che vendono a 400 euro un divano, quando le aziende del Veneto lo vendono a 1200, 1400? Tanto dopo 2 anni lo cambio, cosa me ne frega se non è di ottima qualità. Quindi fast fashion è anche questo, è l'acquisto di beni e servizi dove è il prezzo che comanda, un prezzo drogato, malato, perché ci si può differenziare con un prezzo corretto, basso, se dietro ha tutte le caratteristiche che poi sono sostenibili per la filiera. Sostenibilità vuol dire questo e la Commissione europea sta andando proprio in questa direzione. Allora, la riparazione sta diventando, per nostra fortuna, nostra come calzolai, una parte fondamentale del ciclo del riciclo, che non è soltanto riciclo, ma è economia circolare. Cioè non basta più semplicemente usare un prodotto e poi metterlo nel giusto riciclo. Bisogna che quel prodotto continui a vivere. È di ormai ti continuo a dire 6 mesi, ma ormai sarà un anno e mezzo che l'Inghilterra, la Market Authority inglese, ha fatto uscire una direttiva che è stata ripresa anche dalla Commissione europea, dove non basta dire che quel prodotto è green perché una sua componente è green. Green vuol dire ecologico, il verde viene spesso associato a questi termini. Un prodotto deve essere e potrà essere comunicato come sostenibile se tutte le sue fasi sono sostenibili. E quindi ha introdotto il concetto di life cycle assessment, cioè della valutazione di tutto il ciclo di vita. E il ciclo di vita parte dalla materia prima e finisce con il riuso del prodotto. E quindi entra in gioco nel settore calzatoriero il calzolaio. Non vi sto a tediare, che non è però un tedio, tutto quello che hanno detto le persone prima di me sulla legislazione, però è chiara una cosa fondamentale. La comunità europea sta andando in una direzione che è quella della sostenibilità e non deve essere presa come un obbligo, un vincolo, è uguale alle DOCG che citavate prima per il vino, alle DOP dei prodotti alimentari di qualità, la possibilità di lavorare in modo che quello che produciamo abbia una differenza rispetto agli altri. Se l'Europa riuscirà, perché la legislazione va in quella direzione, a differenziarsi rispetto alle altre nazioni del mondo, dove la manodopera costa meno, i prodotti sono meno controllati, probabilmente c'è discriminazione tra uomo, donna o i bambini vengono utilizzati ancora per produrre, cucire e sappiamo benissimo tutto quello che ne succede, certo che costa meno. Ma se chi produce, chi si avvale di una supply chain, una catena di fornitura europea e avrà dietro di sé la sostenibilità, la responsabilità sociale, cominciamo a cambiare i termini, la responsabilità sociale, non soltanto la sostenibilità, diventerà diverso dagli altri.
E allora il consumatore poi potrà decidere. Quando parlavo del passaporto, il passaporto sta entrando, questo digital passport, ma sostanzialmente che cos'è? Si sta parlando di allegare a un prodotto un qualcosa che ti spiega tutta la sua storia, ma che ti spiega anche la storia che potrebbe avere in futuro. Già lo abbiamo. Quando noi andiamo a comprare le merendine per il nostro figlio, dietro c'è un'etichetta che ti dice se è buono o cattivo, se ha tanti ingredienti brutti o ingredienti che fanno bene. Se comprate il frullatore o il microonde, c'è un'etichetta che vi dice la classe energetica. Costa poco, ma guarda caso generalmente è in una classe rossa. Quindi quando compreremo una scarpa, e arriverà questa cosa, perché la legislazione europea va in quella direzione, ci sarà dentro un'etichetta che dirà verde, arancio o rosso. È rossa, ti costa poco, sappi che questo prodotto non è riparabile, arriva da una nazione con, non lo so, vari problemi diversi. È verde, costerà sicuramente di più, come costa di più il microonde, però ha al suo interno un'informazione che ti aiuta a capire meglio da dove arriva. Ascoltandovi ci rendiamo conto che, l'avete detto prima, mi sono segnate alcune frasi. I calzolai hanno una forza limitata. Il calzolaio è l'ultimo elemento di una catena. È difficile che da solo possa cambiare il mondo, ma può supportare gli altri. Il calzolaio in questo momento ha una forza enorme, potreste essere la nostra salvezza. Con lui, allora, Sprinter 60 insieme a Tasso Calzatorifici ha intrapreso un processo per una certificazione. Ho conosciuto Gilberto perché è entrato con il Politecnico Calzaturiero in una fase pilota di questa attività. E gli posso assicurare che il suo modo di parlare e di esprimere tutti questi concetti è cambiato da così a così quando stai seguendo questo processo. Non sono qui a spiegare, a vendervi la certificazione, ma sono qua per dirvi che quando un'azienda del settore del calzaturiero si rende conto che per cambiare e per vendere di più e meglio deve anche differenziarsi con elementi di sostenibilità, a un certo punto si rende conto che non gli basta soltanto essere bravo a casa sua. Deve fare due cose. La prima, guardarsi alle spalle, cioè guardare tutto quello che gli arriva, come gli arriva, dove gli arriva e quanto ha consumato. E dall'altra deve cominciare a guardare quanto durerà il suo prodotto. Perché io posso anche fare un prodotto bellissimo, buonissimo, bravissimo, che è consumato poco, ma che dura una volta sola. E quindi tutta l'energia, tutta la CO2, tutto quello che ha implicato la sostenibilità per costruirlo si distrugge in una sola volta. Avere un prodotto che può essere riparato, riutilizzato, che dura molto, aiuta le aziende e quindi le aziende, i produttori, possono avere dai calzolai un grossissimo valore aggiunto. Quando si parla di sostenibilità, si parla di responsabilità sociale. Si parla di termini che li ho sentiti parlare: ecodesign, riparabilità, riparazione, design for reuse, design for disassembly. Sono termini un po' tecnici, ma stanno a significare che quando tu pensi e disegni una scarpa, devi pensarla non soltanto bella, ma che sia anche in grado di essere riparata, che sia in grado di essere smantellata, perché anche prenderla e buttarla nell'indifferenziata, perché è fatta da quanti diversi componenti e elementi fa questa scarpa? Enorme, c'è molta chimica al suo interno, la pelle, la concia. Quindi una cosa che facciamo noi, che faccio spesso io quando entro in un'azienda, è insegnare un po' di strategia, perché è parte della mia attività. Strategia significa non aspettiamoci che siano gli altri a fare qualcosa per noi, perché rischiamo di dover aspettare troppo. Siamo fortunati perché la Commissione europea, la direzione che sta prendendo il mondo va verso la responsabilità sociale e guarda caso il calzolaio è nel posto giusto al momento giusto. Siete anche bravi perché ho visto il vostro sito, ho visto le azioni che avete fatto, state veramente muovendovi in una direzione di comunicazione e in gergo si chiama brand awareness, cioè la creazione di un brand vostro che vi posiziona. Non siete più soltanto quelli dentro la bottega con le mani sporche che riparate. Dovete aumentare questo aspetto, per cui sì, la direzione è quella corretta, sì, la commissione e le leggi vanno nella direzione giusta, sì, i calzaturifici arriveranno e arrivano sempre di più nel capire e nel comprendere che
chi ripara è un elemento fondamentale. Ma poi alla fine rimane un altro elemento, il consumatore. Se il consumatore non capisce, non è educato, abbiamo perso la partita, perché il consumatore continuerà a essere guidato, se non può permetterselo, dal prezzo. Non pensa che quella scarpa che costa poco, gli dura poco, non gli interessa. Quindi, secondo me, mi sono segnato, cosa deve fare un'azienda calzaturiera, l'abbiamo capito. Guardare la sua sostenibilità, guardare la sua responsabilità sociale, guardare tutta la filiera, fare degli accordi con chi gliele ripara, perché gli aiuta nel spiegare che lui ha un prodotto sostenibile, va tutto bene. Ma se non lo fa? Se non lo fa, ci dobbiamo muovere verso chi lo ripara. Il calzaiolo cosa deve fare? Informare. Deve continuamente informare o formare il cliente. Ogni volta che lo vede, deve spiegargli che quella scarpa non si può riparare perché è fatta male e ha già assolto il suo utilizzo. Forse, se ci pensava prima, e dobbiamo diventare anche dei consulenti. Se prendeva un altro tipo di prodotto, avrebbe risparmiato. Più spende, meno spende. Sì, ma è così, perché quel prodotto avrebbe potuto avere delle caratteristiche che gli avrebbero permesso di durare di più. Unirvi, essere sempre più, creare sempre di più un'associazione forte e robusta, perché l'unione fa la forza, sempre più digitali, e soprattutto, secondo me, la rete è fondamentale. Dovete farvi conoscere sempre di più, uscire dal bottegaio, sto scherzando, però è il concetto che rimane dentro è questo qua. Io dove mi trovo? Mi trovo nei centri commerciali, c'è quello che mette le chiavi nuove, che fa i telecomandi e che ti ripara le scarpe. Non è più così, non è così. Dovete diventare qualcosa di diverso. Permettetemi 2 secondi. Impariamo da chi lo ha già fatto in passato. Negli anni 2000 io ero nel settore delle automobili, delle moto. Nel 2000 vi ricordo che chi lo ha vissuto e chi aveva una moto, se andava da uno che comprava le moto, era un meccanico con le mani sporche di olio, la tuta, che tu entravi, ti riparava la moto, ma se vuoi te ne vendo una nuova e la ordinava nella casa madre, a parte un paio di grossi brand che avevano già cambiato. Oggi entrate in un concessionario moto, è una boutique. Non ti riceve più nessuno con la tuta. Ti ricevono in magliettina firmata col brand, ti portano a vedere il modello, l'ultimo, ti raccontano perché è così, e poi ti ci mettono sopra gli accessori, te la vendono, e poi dopo passi all'officina per tutto il resto. Questo deve diventare il calzone. Deve diventare qualcosa che non è quello che li ripara, ma fa qualcosa in più. Vi ho dato un suggerimento. Non è soltanto, ed è l'ultimo, non è soltanto riparare il prodotto, ma è usato il termine aggiornare. Aggiornare intendo, ci sono 2 tipi di prodotti, ho pensato. Quelli che si possono riparare e quelli che non si possono riparare. Però è un peccato perdere una fetta importante di clienti. Quindi quelli che si possono riparare è facile, si può riparare. Prezzo, sicuramente il prezzo è adeguato perché è meno che la scarpa nuova, la scarpa probabilmente costava il giusto per poter essere riparata. E quella che non si può riparare, beh, in quel caso forse potrebbe essere utile diventare un po' più dei designer, dei consulenti. Provate a pensare, parlavo poco tempo fa con un ragazzo che fa il calzolaio, il quale mi diceva, io sto facendo un accordo con un tatuatore vicino a me, il quale se mi porta una scarpa che non si può riparare o che costa troppo perché devo fare un'operazione molto delicata e molto lunga, io annego questo prezzo in una rivisitazione del modello. Gli provo a chiedere perché non la fai diventare unica. Io ho il mio amico tatuatore che ti fa un disegno, una firma, ti mette a posto la scarpa come la vuoi tu. Non ci guadagna su quello, ma in realtà mantiene il cliente e fa un servizio di consulenza. Gli prova a vendere un qualcosa di diverso. Sono stato veloce, volevo stare dentro nei tempi e ce l'ho fatta. Fantastico. No, vabbè, volevo soltanto quindi farvi capire il concetto principale, che sostenibilità, voi siete l'anello mancante per completare il ciclo di sostenibilità di un prodotto. Materia prima, trasporti, lavorazione, tutta la parte retail, poi ad oggi la maggior parte le butta via. Creare un pezzo in più dà un valore aggiunto immenso a chi le produce, se si svegliano. Se non si svegliano, non aspettiamo che sia la legge a cambiare, non aspettiamo che sia chi fa le scarpe, perché gente illuminata, e mi permetto di dirlo, come te, che ha visto
e sta già lavorando nella sostenibilità, non sono ancora così tanti. Ci arriveranno quando diventerà un obbligo di legge o quando si accorgeranno che con quella roba lì possono vendere di più e guadagnare di più. Ci sta, sono imprenditori, ci mancherebbe altro, ognuno faccia il suo lavoro. Chi la vede lunga capisce che può anche essere un motivo per differenziarsi. Cambiare, differenziarsi anche nel servizio, nella qualità, nella comunicazione e nella consulenza, secondo me è un valore aggiunto che potete portare avanti tranquillamente, non aspettando che il resto cambi e cavalcando l'onda della responsabilità sociale.